luoghi che sono speciali. Proprio perché noi guardiamo a quello che è il modello di sviluppo, che deve essere un modello di sviluppo non statico, sostenibile, ma non come dire, limitante. Deve essere uno sviluppo di collaborazione dell'attività che l'uomo svolge nel suo territorio, sostenendo la natura. E quindi quello che noi proponiamo ovviamente è una modifica di mentalità, una modifica di stile di vita, un modello di sviluppo sostenibile che guardi al turismo come un'occupazione e al futuro delle nostre generazioni. E credo proprio che la valorizzazione del delta del Po sia una concretizzazione di quella che noi definiamo la green economy. Ecco, io penso che questo sia il motivo per cui questo riconoscimento internazionale sia così importante per i vari territori italiani che l'hanno già avuto, ma in particolare per il delta del Po. Vi ringrazio. Grazie. Presidente Antonio Sottotoppi, che tra l'altro ci spiegherà come la Fondazione sia stata proprio la prima a concepire l'idea di questa candidatura. Presidente. Buongiorno a tutti, grazie. Sono lieto di rivolgere a tutti i presenti il saluto più caloroso e il più cordiale benvenuto a Palazzo Roncale a nome della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Saluto in particolare il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti e lo ringrazio sentitamente per onorarci stamane con la sua presenza. La giornata di oggi è stata organizzata come momento per condividere con la comunità polesana l'importante risultato conseguito dal Delta del Po lo scorso 9 giugno, quando a Parigi è entrato ufficialmente a far parte delle riserve di biosfera dell'UNESCO. Dato che la promozione dello sviluppo del territorio è la missione della nostra Fondazione ed essendo il Delta un'area strategica per lo sviluppo delle Polesine, il nostro ente è stato il primo a concepire l'idea della candidatura nell'ambito di una crescente attenzione riservata soprattutto negli ultimi anni alle tematiche ambientali. Di qui l'impegno per la valorizzazione di un'area dalle notevoli potenzialità alla quale vogliamo offrire strumenti perché cresca autonomamente. Ci siamo quindi fatti promotori del percorso che ha portato all'ottenimento di questo ambito riconoscimento di livello internazionale. Un percorso, fra l'altro, che ha trovato nel Ministero dell'Ambiente un interlocutore attento e sensibile. Desidero quindi qui ringraziare il Ministro Galletti e il Sottosegretario Barbara Degani che, sono buon testimone, si è spesa in prima persona per il conseguimento di questo risultato. Un ringraziamento sentito va anche a tutti gli enti locali, in particolare la Regione del Veneto, oggi rappresentata dall'assessore Avvocato Corazzari, la Regione Emilia-Romagna rappresentata dalla consigliera Marcella Zappaterra, l'ente parco e i comuni del territorio che hanno fatto fronte comune con noi. Non posso non ricordare e ringraziare sentitamente poi l'Ufficio UNESCO di Venezia, in particolare Matteo Rosati che è con noi stamattina e Filippo Piper, la cui collaborazione è stata cruciale per il raggiungimento di un risultato così importante. Il lavoro è stato lungo e complesso. Siamo partiti utilizzando i dati e le informazioni raccolte dall'Osservatorio di ricerca sul Delta del Po, istituito per volontà della nostra fondazione in collaborazione con lo IUAV di Venezia alcuni anni fa. I risultati di quelle attività hanno consentito di acquisire conoscenze ed esperienze utili all'individuazione di possibili strategie per favorire una trasformazione sostenibile dell'area. Qui si è passati a lavorare sulla candidatura attraverso un modus operandi basato sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie di azione con gli attori del territorio, come è del resto ormai nostra prassi consolidata. Il nostro Delta fa ora parte quindi di una rete mondiale di analoghi siti, come ha bene ricordato il sottosegretario Degani. Una soddisfazione perché vi saranno benefici in termini turistici e tutti noi sappiamo
quanto il turismo sia componente fondamentale dello sviluppo. Il riconoscimento contribuirà al contempo a tutelare un'area di eccezionale valore naturalistico, unica nel suo genere, secondo quell'idea di sviluppo sostenibile ormai entrata a far parte degli obiettivi strategici di enti e istituzioni. Il riconoscimento in sostanza favorirà un rilancio del territorio in termini ambientali e turistici, ma notifiamolo anche produttivi, attraverso una maggiore valorizzazione dei prodotti agricoli e della pesca locale, che sono, come noto, tra le peculiarità del Polesine. Se la soddisfazione è legittima, dobbiamo essere al tempo stesso consapevoli che il marchio UNESCO non è solo un punto di arrivo, ma è soprattutto un punto di partenza che richiede di rilanciare il nostro impegno. Proprio in questi mesi sono state già avviate alcune attività, come ad esempio l'organizzazione di riunioni periodiche e di tavoli di approfondimento tra i rappresentanti degli enti partner. Cominciata quindi e continuerà ovviamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, una nuova fase di lavoro che necessita dell'apporto di tutti. Solo così il Delta potrà davvero dirsi all'altezza della qualifica ottenuta, dimostrando di saper porre le basi per un suo futuro migliore. Vi ringrazio.